Oh, finalmente siamo in zona gialla, possiamo fare un'escursioncina. Seguiamo per via dei Colli. Wow. San Marco, quindi adesso proseguiamo dritti di qua. Grande Babi. Da questo punto si può scegliere se andare a sinistra o a destra. Noi andiamo a destra. Guarda là, si vede già la cima, la bandiera. Ah sì, manca poco. Sì. Brava, su a sinistra. E questo pezzettino tira abbastanza. Ma ci siamo quasi, oh? Sì, sì. Ed eccoci dopo circa mezz'ora in vetta al Tomenone. Brava. Brava. Sì, quelli sono i resti del fortino del Tomenone. Panorama bello, no? Che è una mezz'ora di salita facile e adesso proseguiamo. Adesso proseguiamo, ritorniamo verso destra e andiamo verso il Colle San Giovanni. Ritorniamo sui nostri passi verso il Colle San Giovanni. Seguiamo dritti per Montello. Siamo in vista del Colle San Giovanni. Là che freccia che sei. La croce. Croce San Giovanni. Brava, brava, ottimo. Che bella. Colli San Giovanni. E vai. Anche qua mezz'oretta. Bello. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione? È un'escursione semplice, c'è un po' di salita ma niente di che, è anche breve perché dura solo un'oretta e siamo felici perché finalmente dopo tanti mesi, visto che siamo in zona gialla, siamo riusciti a fare finalmente un'escursione, anche se diciamo che in questi mesi ci siamo comunque tenuti in allenamento. Esatto. Quindi io ve la consiglio. Ciao Mandy! Proseguiamo.
Si prosegue verso destra. Proseguiamo per via Cornella. Che bello qui. Giriamo a sinistra verso via Foppe. No? Quasi arrivati. Si prosegue fino a via Europa, dopodiché si torna al parcheggio. Brava Babi, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai.